Questo programma è realizzato in collaborazione con CESAF, linee elettriche e telefoniche e costruzioni edili. Buonasera a tutti e benvenuti alla 14ª giornata di ritorno del campionato di Serie B italiano. Questa sera è la penultima partita della regular season e questa sera si affrontano la squadra di casa, la Ruker Sanve e la squadra ospite, la Basket Iseo. Una partita importantissima per entrambe le squadre. Iseo ultima in classifica, San Venemiano penultima, un distacco solamente di 2 punti. Uno spareggio per la penultima posizione in classifica per affrontare i play-out. Si parte subito con una palla a 2 in campo per la Ruker Sanve, Carlesso, Muner, Antelli, Pindal Post il capitano e Rossetto. Per la squadra ospite di Iseo il numero 8 Acquaviva, il numero 18 Scuratti, il numero 15 Prestini, il numero 14 Saresera ed il numero 18 Scuratti. Subito partita forte la Ruker Sanve che mette a segno subito 2 punti. Iseo però va dall'altra parte del campo e anche lei con il numero 3 Azzola pareggia subito i conti dopo neanche un minuto di partita. Intanto Muner per Pindal Post, una finta e attacca verso il fondo, prova ad andare su Pindal Post, viene stoppato regolarmente da un giocatore di Iseo che riparte con Saresera che porta sul pallone, lo controlla, marcato da Muner. Adesso ci va sotto, buona transizione di Iseo che mette a segno altri 2 punti, 4-2 per Iseo, questa volta a segno Scuratti. Tanto però Ruker Sanve riparte subito in contropiede, deve rallentare però allora Antelli, 1 contro 1 di Antelli, va a tirare a tabellone Antelli, altri 2 punti per Ruker Sanve, numero 10 Antelli, uno dei più giovani della squadra, 98. Tanto buona pressione sempre di Antelli, ma Saresera riesce a controllare il pallone e a passarlo a un compagno. Se resta il tiro Acquaviva, sbaglia, rimbalzo di Carlesso, il passaggio ad Antelli, Rossetto, Carlesso ancora, Antelli va per riprendersi il pallone, ancora 1 contro 1 di Antelli, va su Antelli, questa volta sbaglia, rimbalzo di Prestini che riparte in contropiede, 1 contro 1, sbaglia però la palla, arriva lo stesso a Azzola che può ricreare il gioco, viene fischiato un fallo probabilmente commesso da Carlesso ai danni di Scuratti. Esattamente, primo fallo di Andrea Carlesso, il primo anche di squadra. Sarà rimessa dal fondo per Iseo. Saresera per Acquaviva, per la tripla di Azzola che sbaglia, rimbalzo di Antelli, transizione Rossetto per Muner, prova il tiro Muner, contestano un fallo quelli del Sanve, non viene fischiato però dall'arbitro. Allora in transizione la tripla di Acquaviva, sbaglia anche lui però, allora controlla tutto Antelli che vuole creare un'azione d'attacco da capo. Rossetto pick and roll con Carlesso, mezzo angolo il tiro, questo è il suo tiro ed entra, 2 punti per Andrea Carlesso. Un classico il tiro da mezzo angolo per Andrea Carlesso che raramente sbaglia da quella posizione. Intanto in post per Saresera, 1 contro 1 contro Antelli che è più piccolo di lui, lo riesce a tenere bene. Comunque la palla viene toccata da Carlesso e messa in fallo di fondo. Mancano 8 secondi alla fine dei 24 per Iseo per trovare il tiro. Lo prova proprio Prestini il tiro, ma lo sbaglia, rimbalzo allora di Antelli che va a riprendersi palla da Rossetto che aveva attraversato la linea di metà campo. Ancora Antelli, pick and roll con Carlesso, Pindal Post, un altro pick and roll con Muner, si arresta il tiro da 3 e il capitano Pindal Post e segna la tripla del più 5 Ruker Sanve. Saresera per Acquaviva, difeso da Rossetto, fuori per Azzola, 1 contro 1 di Azzola, il tiro
sbaglia, ma fallo fischiato a Muner, scusate, che non è assolutamente d'accordo. Sembrava aver preso il pallone Muner, in realtà l'arbitro fischia un fallo, saranno 2 tiri liberi per Azzola. Segna il primo tiro libero Azzola. Si prepara a tirare il secondo, segna anche il secondo. -3 allora Iseo, che accenna una pressione, ma Luca Sanve attraversa bene la metà campo. Allora Rossetto, Carlesso, ancora la stessa posizione di prima, questa volta attacca, fuori per Muner, passaggio a Rossetto che si arresta il tiro, sbaglia, rimbalzo di Saresera per Acquaviva. Acquaviva ancora in post per Scuratti, viene toccata però la palla da Carlesso, intercettata da Carlesso, sarà rimessa laterale per Iseo. Saresera, Scuratti ancora 1 contro 1 contro Carlesso, si muove bene Scuratti in post ma sbaglia un canestro probabilmente facile. Riparte allora Luca Sanve per Carlesso, ancora mezzo angolo questa volta dalla parte opposta, prende male le misure, la palla non tocca neanche il ferro. Torna bene invece Pindal Post in difesa, che evita un canestro facile da sotto, intercettando la palla e mettendola in fallo laterale. Primo cambio per coach Volpato, entra Masocco, Daniele Masocco, ed esce Andrea Muner. Pienissimo questa sera il pallo Rucker Sanve, pubblico delle grandi occasioni. L'importanza della partita è altissima, intanto segna da 2 punti Acquaviva, riporta -1 Iseo. Dicevamo importantissima la partita per entrambe le squadre, ovviamente Rucker Sanve tra virgolette è un po' più avvantaggiata rispetto a Iseo, avendo 2 punti in vantaggio in classifica, avendo anche lo scontro diretto a favore, però non deve perdere la concentrazione e deve chiudere le pratiche dell'ultima posizione oggi, perché vincendo condannerebbe Iseo alla retrocessione in Serie C e si assicurerebbe i play-out. Tanto Carlesso, buono per Pindalpos, che subisce un fallo, saranno 2 tiri liberi per il capitano, fallo commesso da Azzola. Primo fallo di Azzola, secondo di squadra per Iseo. Segna il primo tiro libero Pindalpos, che raramente sbaglia i liberi. Segna infatti anche il secondo, 2 su 2 per Pindalpos. Quattro minuti e mezzo alla fine del primo quarto. Iseo passa bene l'accenno di pressione del Sanve e attacca Leone, che però sbaglia un po' un passaggio difficile per il compagno Prestini, che non riesce a controllarla, allora palla persa, sarà rimessa al fondo per la Sanve. In precedenza è entrato appunto Leone per Saresera. Tanto Pindalpos, buono il passaggio in post per Carlesso, che vuole giocarsela. Tiro di Carlesso, sbaglia, però prende anche il rimbalzo. Altro tiro di Carlesso, fischia però passi l'arbitro. Si lamenta sia Carlesso che coach Volpato. Volevano un fallo e non fischiato però dall'arbitro. Anche i passi sembrano abbastanza generosi. Altro cambio per coach Volpato, si prepara Tracchi.
che non è stato fortunato in questo inizio di avventura nella Rucker-Sanve, è arrivato oltre metà stagione per dare un po' di esperienza e velocità al gioco, e però si è infortunato subito alla mano, una frattura. Ora torna e gioca la sua prima partita ufficiale ed entra al posto di Antelli. Tanto subito Leone prova ad attaccare il neoentrato Tracchi, che difficilmente troverà qualcuno più basso di lui. Dovrà sfruttare la sua velocità in attacco e anche la velocità di mano in difesa. I compagni dovranno aiutarlo un po' di più in post basso, come è successo in questa occasione. Fallo infatti commesso da Tracchi ai danni di Leone. Saranno 2 tiri liberi per Leone. Sbaglia invece il secondo tiro libero e riparte allora Rucker-Sanve. Pin dal post. Rossetto prova una finta di tiro, la ripassa a Tracchi che chiama a testa, probabilmente un pick and roll infatti con Carlesso, 1 contro 1 di Tracchi, fuori per Masocco, buona azione e questa volta viene fischiato il fallo a favore di Carlesso, fallo commesso da il numero 4 Leone. 2 tiri liberi per Andrea Carlesso. Cambio anche per Iseo, esce Scuratti, entra Giorgi. In realtà niente 2 tiri liberi per il Sanve. Non ci saranno 2 tiri liberi come dicevamo, non è l'azione di tiro per Carlesso che intanto è uscito per dare spazio a Buscaino. Intanto fa una cosa strepitosa Masocco che fa alzare tutta la curva del Sanve, schiaccia in testa un avversario sulla linea di fondo, attacca Leone, sbaglia, recupera palla Rossetto, la passa a Tracchi, subito Tracchi per Rossetto, la tripla di Rossetto, a segno Edoardo Rossetto, +7 Rucker-Sanve, 3 minuti alla fine del primo quarto. Leone, fallo fischiato dall'arbitro, abbastanza generoso anche questo fallo. Sembra più Giorgi ad essere andato addosso a Rossetto. Comunque fallo, secondo fallo di Rossetto. Cambio ancora per Rucker-Sanve, esce pin dal post, torna in campo Andrea Muner. Segna il primo tiro libero Leone. Due su 2 per Leone che riporta a -5 lo svantaggio di Iseo. Tracchi prova subito a spezzare la pressione degli avversari, ce la fa, la passa a Masocco per Rossetto, ancora una volta Rossetto con palla in mano, Buscaino, ancora Tracchi, 1 contro 1 fuori per Masocco, buono il passaggio in posta a Muner che tira ma il tiro va corto, non tocca neanche il ferro, allora rimbalzo di Crescini, ne è entrato anche Crescini per Iseo. Crescini, proprio lui si arresta, il tiro a 3 punti sbaglia, rimbalzo di Rossetto, passaggio per Tracchi, Buscaino, arresto, tiro per Buscaino a 3 punti, fallo fischiato dall'arbitro ai danni di Giorgi che commette fallo su Buscaino. Saranno 3 tiri liberi per Buscaino. Altro cambio per entrambe le squadre. Rucker-Sanve esce Rossetto, entra Barbon. Per Iseo invece entra Veronesi ed esce Acquaviva. A segno il primo tiro libero per il numero 11
del Sanve. Due su 2, segna anche il secondo Buscaino, che avrà a disposizione anche il terzo. 3 su 3, come avesse segnato la tripla Damiano Buscaino. Crescini per Leone, fuori per la tripla di Veronesi, sbaglia però, buon rimbalzo di Barbone appena entrato. Allora Tracchi ancora una volta spezza la linea difensiva, fuori per Buscaino, che non riesce, che la ripassa a Tracchi, tiro, rimbalzo di Buscaino, non riesce a controllarla, quindi sarà rimessa per Iseo, che riparte subito con Leone, palla in mano. La tripla di Prestini, questa volta a segno Iseo da 3 punti, che viene lasciato abbastanza libero dal Sanve. Per il momento non ha fatto granché male, oltre a un paio di triple a segno. Tanto attacca, buon attacco di Barbone, che però sbaglia, rimbalzo di Veronesi, ma che viene subito a cui viene subito rubata palla da Tracchi, che attacca, il tiro di Tracchi che sbaglia, la palla, il ferro sputa fuori la palla a Tracchi, che aveva subito anche il fallo. Sarebbe stato un potenziale gioco da 3 punti, invece saranno solamente 2 tiri liberi. Sbaglia però il primo tiro libero Tracchi. Sbaglia anche il secondo. 0 su 2 per Andrea Tracchi. Non si sblocca ancora. Tanto Leone, ancora difeso da Tracchi, in post, non viene fischiato un fallo in attacco a favore di Tracchi, che era stato spinto. L'arbitro lo richiama per simulazione. Non possiamo avere il replay, quindi non possiamo essere sicuri se fosse simulazione o meno. Comunque dopo l'arbitro ha lasciato correre e il fallo a commetterlo è stato Giorgi ai danni di Barbone, che avrà 2 tiri liberi per bonus. Tanto l'arbitro spiega a coach Volpato che alla prossima simulazione darà un fallo tecnico a Tracchi. Due tiri liberi per Barbone. Mancano 55 secondi alla fine del primo quarto. Segna il primo tiro libero Barbone. Il ferro voleva sputare fuori anche questa pallone, invece non ce l'ha fatta. Segna anche il secondo, 2 su 2 per Barbone. 50 secondi alla fine del primo quarto. Palla in mano a Leone. Fuori per la tripla di Prestini, che questa volta sbaglia dopo aver segnato la tripla precedente. Allora riparte Buscaino, prova lui la tripla, sbaglia, rimbalzo buono di Muner, che può ricominciare da Tracchi con 30 secondi alla fine della partita e 10 sul cronometro delle 24. Tracchi, buon pick and roll, si arresta Tracchi, il tiro sbagliato, cerca di sbloccarsi Tracchi, questa cosa non riesce ancora. Allora riparte Veronesi. Leone per il tiro facile di Giorgi, un tabellone e fallo. Aveva battuto Tracchi Leone, che abbassa il braccio e commette fallo. Saranno altri 2 tiri liberi per Tracchi. Il terzo fallo personale di Leone, che ora va a stare un po' più attento. Vediamo il prossimo quarto, probabilmente il coach di Iseo lo lascerà fuori. 3 falli nel solo primo quarto non sono facili da digerire per Leone. Tanto Tracchi sbaglia anche il terzo tiro libero di seguito. Anche questa volta il ferro non ne vuole sapere di accompagnare la palla dentro. Sbaglia anche il quarto, niente da fare per Tracchi.
0 su 4, tanto finisce quel primo quarto. 21-16 il risultato, più 5 per la squadra di casa. Pronti all'inizio del secondo quarto, risultato come dicevamo prima 21-16 per la squadra di casa. Partirà una palla in mano Iseo, rimessa per Prestini. È entrato Saresera al posto di Leone, come ricordiamo prima aveva 3 falli personali. Buon impost per Giorgi, esce palla ancora Saresera che commette passi in partenza. Stavolta Giorgi in post aveva preso bene posizione, non ha voluto girarsi e appoggiare al ferro, probabilmente era la scelta giusta, ha voluto comunque riaprire e Saresera ha commesso infrazione di passi. Allora Antelli riparte, passaggio a Muner, impost per Buscaino, passaggio per Barbon, 1 contro 1 di Barbon, fuori per Muner, intercettata la palla da parte di Crescini. Mancano 10 secondi alla fine dell'azione per il Sanve. Cambio per Iseo, entra Scuratti, esce Crescini, scusate, esce Giorgi. Antelli attacca verso il fondo e fallo fischiato a favore di Antelli, commesso da Crescini, che non è assolutamente d'accordo con l'arbitro. In effetti a parer mio aveva preso la palla scendendo, probabilmente però aveva commesso fallo prima con il corpo, prima di abbassare il braccio. L'arbitro ha fischiato qualche secondo dopo. 2 tiri liberi comunque per Antelli. Segna il primo tiro libero sbaglia però il secondo, 1 su 2 per Antelli che buca l'anticipo su Saresera, comunque riesce a tornare velocemente e il Sanve può tornare in difesa. Invece Crescini attacca il tiro da 3 punti, Crescini sbaglia il rimbalzo però di Scuratti che va su, sbaglia il canestro ma subisce fallo. Saranno 2 tiri liberi per Scuratti. Fallo è stato commesso da Buscaino, che non è riuscito a tagliare fuori il suo avversario, che è riuscito a prendere il rimbalzo. A quel punto ha dovuto commettere fallo Buscaino, anche se non sembra troppo d'accordo con gli arbitri. Segna il primo tiro libero Scuratti. Assegno anche il secondo, sempre questa volta meno 4 per Iseo. Palla Muner, Buscaino, pin dal post, Barbon, Buscaino, buon passaggio per Antelli, grande passaggio di Buscaino per Antelli che fa un movimento perfetto, gli arriva la palla da un passaggio battuto e segna 2 punti facili al tabellone senza nessun aiuto dal lato debole. Scuratti, Crescini, Saresera in post contro Antelli, è più pesante di Antelli e riesce a recuperare palla. Si vede che Saresera non è un giocatore da post basso, comunque dovrebbe sfruttare un po' meglio il mismatch con Antelli. Già la seconda volta che perde il pallone in post. Buona azione ancora del Sanve che trova facilmente i tagli dei suoi giocatori con buoni passaggi. Questa volta è pin dal post a trovare Muner, non riesce a concludere a canestro per un fallo precedente commesso da un giocatore di Iseo, anzi commesso precisamente da Prestini. La rimessa buon fuori per pin dal post che sbaglia però la tripla. Allora riparte Saresera, sempre difeso da Antelli. Prestini, passo e tiro di Prestini che
non si è capito bene, ma potevano essere anche fischiati i passi ai suoi danni. Comunque non viene fischiato niente, sono 2 punti per Prestini. Antelli, Buscaino, ancora Antelli, gira bene, adesso Iseo si è messo a zona, lascia la tripla facile per il capitano Pindal Post, che questa volta non sbaglia, era troppo libero per poter sbagliare la sua specialità, il tiro da 3 punti. Buona transizione difensiva del Sanve che raddoppia Crescini, che non riesce a trovare nessun passaggio, allora la butta fuori. Cambio per la Luca Sanve, entra Rossetto ed esce Muner. Antelli sembra tornare a uomo. Sì, torna a uomo Iseo dopo la scorsa azione a zona, ha preso la tripla da parte di Pindal Post. Pick and roll, Antelli, Buscaino fuori per Barbone, altro specialista da 3 punti. Lui sbaglia però il rimbalzo di Crescini, che riparte 1 contro 1, viene lasciato troppo libero, Crescini non lo prende nessuno e va a segnare 2 tiri. Errore della difesa questa volta del Sanve, e nessuno si decide a prendere Crescini. Buscaino, 1 contro 1 di Buscaino, il tiro di Buscaino sbagliato, peccato, era un buon movimento di Buscaino che da centro area aveva provato un mezzo gancio, sbagliato. Allora Rossetto in difesa su Prestini, fuori per Saresera. Crescini, passaggio per Scuratti che subisce fallo da parte di Pindal Post, credo. Doppio cambio Luca Sanve, entrano Carlesso e Masocco, escono Barbon e Buscaino. È il terzo fallo anzi di Rossetto, è stato fischiato a lui il fallo, non a Pindal Post, allora il terzo di Rossetto. Deve stare attento a Rossetto a non commettere un altro fallo. Sbaglia la tripla Veronesi, anche a lui il ferro, sputa fuori il pallone. Allora Masocco, pick and roll con Rossetto, buon passaggio per Antelli, la linea del tiro libero, segna altri 2 punti importanti dalla media distanza. Ancora una non ottima difesa del Luca Sanve, viene trovato da Veronesi Scuratti, che viene fermato solo con un fallo. Saranno 2 tiri liberi per Scuratti. Stavolta il fallo di Masocco, è il secondo fallo personale. Sbaglia il primo tiro libero Scuratti e si prepara a tirare il secondo. Sempre -7 a 6 secondi, a 6 minuti dalla fine del secondo quarto. Segna il secondo, -6. Pindal Post, Masocco 1 contro 1, prova il tiro Masocco, sbaglia di poco Masocco, si lamentano per un fallo i giocatori del Sanve, non fischiato. Prestini, saggio in post per Azzalone, scusate, Azzola, che ributta fuori la palla a Crescini, che commette commette passi in partenza. Sarà rimessa laterale per San Damiano. Altro cambio, ritorna in campo Muner, esce Pindal Post che lamenta un problema alla spalla. Per invece Iseo esce Crescini ed entra Acquaviva. Muner in post per Carlesso, non trova un compagno, la prova l'1 contro 1. Viene marcato, viene praticamente preso per le spalle Carlesso da Scuratti, che commette un altro fallo. Sarà rimessa al fondo per la Luca Sanve.
Masocco per Antelli che torna in punta per creare un gioco, un pick and roll con Muner. Si arresta, tira Antelli, lungo il tiro, rimbalzo lo riesce a prendere con fatica, ma lo riesce a prendere Acquaviva che però sbaglia il passaggio. Allora Masocco, Antelli, post in mezzo angolo più che altro per Muner che la ripassa ad Antelli, che vuole attaccare, commette fallo ancora Scuratti. Questa volta il fallo di Scuratti è su Antelli, sarà ancora rimessa, però non è ancora in bonus il Sanve. Dopo questo fallo invece saranno 2 tiri liberi. Cambio, entra Giorgi per Iseo ed esce proprio Scuratti. Rossetto per Antelli, in post per Carlesso, ancora contro Giorgi. Buono Carlesso che vuole andare a tirare, sbaglia però Carlesso, rimbalzo di Muner, passaggio fuori per Antelli, liberissimo, il tiro sbagliato, buon rimbalzo di Rossetto che riesce a buttarla fuori ancora per Masocco, pick and roll di Masocco con Carlesso, 5 secondi, 4, 3, 1 contro 1 in Masocco, il tiro stoppato al tabellone, anche se poteva starci un fallo perché il compagno di squadra l'aveva preso in testa. La tripla, prova la tripla, Acquaviva sbagliata però. Non riesce a trovare il giusto ritmo in attacco Iseo, che sbaglia troppi tiri, soprattutto da 3 punti, e allora li lascia tirare la Rucker Sanve. Tiro da 2 punti però di Masocco, rimbalzo di Carlesso che va a prendersi un fallo, saranno 2 tiri liberi per Carlesso. Il fallo è di Giorgi, commette il suo secondo fallo no scusate, il fallo non è di Giorgi, è di Saresera che commette il suo primo fallo personale. Time out per Iseo. Tornano in campo le 2 squadre per gli ultimi 3 minuti e 50 alla fine del primo tempo per andare al riposo lungo. Saranno 2 tiri liberi per Andrea Carlesso dopo il fallo commesso da Saresera. Sbaglia Carlesso il primo tiro libero, potremmo dire una rarità per lui sbagliare un libero. Segna invece il secondo, 1 su 2 per Carlesso, porta più 7 la sua squadra, prova una pressione Saresera, Azzola, Acquaviva, passa Prestini, ancora Azzola, passaggio per Saresera che vuole 1 contro 1, buono per Azzola, fuori per Acquaviva che tira prima dello scadere dei 24 e segna da 3 punti dall'angolo, meno 4 per Iseo. Attacca Antelli, prende rimbalzo Carlesso che segna con il tiro libero supplementare. Andrea Carlesso dopo il rimbalzo, ottima penetrazione di Antelli che però non riesce a concludere, a segnare 2 punti. Intanto viene cambiato proprio Antelli, entra Tracchi, prende un ottimo rimbalzo Carlesso. E subisce anche il fallo, quindi sarà un tiro libero e segno il tiro libero per Carlesso. Ancora più 7, altro cambio nella prossima pausa per Coach Volpatro, entrerà Barbon. Buono Tracchi che difende a 3/4 in post, ma la palla arriva a Zola che segna un'altra tripla. 2 tripli di seguito per Iseo che tengono in partita la squadra ospite. Tracchi in post per Carlesso, Carlesso ancora per Tracchi, un altro pick and roll Tracchi-Carlesso, buona circolazione di palla e la tripla
di Edoardo Rossetto. Diciamo che Tracchi non si è affidato a tirare nella sua penetrazione, ha voluto far uscire la palla e Rossetto non ha sbagliato. Penetrazione di Prestini, difeso buono, sbaglia Prestini il tiro ma viene preso a rimbalzo da parte di Giorgi. Intanto commette fallo Rossetto ai danni di Saresera, niente bonus, quindi sarà rimessa dal fondo. Cambio, entra Barbon, esce Rossetto, che attenzione perché Rossetto, se il fallo è suo ed è suo, è il suo quarto fallo personale. Peccato perché Rossetto stava facendo un'ottima partita e adesso Volpato dovrà gestirlo di più per i suoi 4 falli. Acquaviva imposta per Saresera che butta fuori per Prestini, la tripla sbagliata. Carlesso non controlla il rimbalzo, la palla arriva a Giorgi che però ha un piede fuori, quindi sarà rimessa per Sanve. Sembra accennare una pressione Iseo, che tiene tutti i 5 giocatori nella sua metà campo d'attacco. Rimessa allora Muner, riceve palla a Tracchi, chiama un gioco, riescono a superare facilmente la metà campo i giocatori di casa. Tracchi, mancano 1 minuto e mezzo alla fine della partita, del secondo quarto. Masocco, 1 contro 1 di Masocco che va su facile a segnare 2 punti in rovesciato. Più 9 Rucker Sanve, 1 minuto e 20 alla fine del secondo quarto, palla in mano a Saresera. Altro cambio per Volpato, entrerà Buscaino. Buona azione di Acquaviva che però sbaglia l'ultimo passaggio, sarà probabilmente palla 2. Palla 2, palla al Sanve. Cambio, esce. Vediamo chi esce per lasciare il posto a Buscaino. Esce Andrea Muner, che era intento a pulire il campo, adesso si accorge che a cambiare, ad uscire deve essere lui e allora esce. Tracchi, manca poco meno di 1 minuto alla pausa lunga. Intanto Barbon in post per Carlesso, 10 secondi alla fine dei 24. 1 contro 1 di Carlesso, buon movimento di Carlesso, un classico movimento di Andrea Carlesso che segna 2 punti al tabellone, come sa fare lui, che porta a più 11. San Demiano che prova all'allungo prima della pausa. Masocco, intanto Acquaviva prova il tiro, sbaglia il rimbalzo di Tracchi che vuole sfruttare tutti i suoi 18 secondi disponibili. Mancano circa 20 alla fine del secondo quarto. La Tracchi aspetta prima di un'azione. Pick and roll con Carlesso, rimbalzo, sbaglia tripla Barbon, rimbalzo di Acquaviva, prova il passaggio in extremis per Azzola e questa volta il Sanve viene preso in contropiede, non è riuscito a tornare la squadra di casa. Azzola
segna un canestro da sotto subendo anche il fallo. Sarà un tiro libero per Azzola, può riportare a -8 lo svantaggio. -8, segna il secondo. Finisce qui il secondo quarto, pausa lunga, risultato di 40-32, +8 Rucker-Sandve. E tra 15 secondi ricomincerà la partita. In campo le due squadre, la Rucker-Sandve con Antelli, Muner, Carlesso, Pindalpos e Masocco. L'unico cambio è Masocco rispetto al quintetto base al posto di Rossetto, che ha 4 falli. Invece per Iseo, Acquaviva e Azzola, Leone che ha 3 falli anche lui, Scurratti e Prestini. Parte palla in mano Iseo con Leone, passaggio a Scurratti per Azzola, fuori per Prestini che prova la tripla e segna subito. Segnale di Iseo che vuole riaprire la partita, -5. In dal post, il post per Carlesso, si trova subito Scurratti a difenderlo, si gira, prova il tiro Carlesso, buon tiro di Carlesso e buon canestro, 2 punti anche per lui in questo inizio di terzo quarto. Leone difeso da Antelli, passato da Azzola, un doppio blocco sul fondo campo, fallo di fallo fischiato ai danni di Masocco per una trattenuta, rimessa affidata a Acquaviva. Terzo fallo intanto per Masocco, anche lui deve stare attento a non commettere il quarto. Fuori per Azzola che prova la tripla, sbaglia, rimbalzo di Carlesso, Masocco, parte in transizione Masocco, passaggio per Carlesso, consegnato a Pindalpos che prova il tiro sbagliato, buon rimbalzo di Muner che però non riesce a trovare un compagno libero, allora la butta fuori. La dà in mano a un giocatore di Iseo che va in attacco, sbaglia tripla Acquaviva, seconda consecutiva che sbaglia Acquaviva. Ora Antelli per Carlesso, consegnato a Masocco, in angolo per Pindalpos, Muner, passaggio schiacciato per Antelli, fallo fischiato in attacco a Muner dall'arbitro, un fallo alquanto discutibile. Secondo fallo comunque per Muner. Sarà rimessa dal fondo per Iseo che si trova a 7 punti dalla Rucker-Sandve. Un momento di pausa per pulire il campo dal sudore e si riparte con Leone che avanza col pallone tra le mani, passaggio Scurratti, ancora per Leone, fuori per Acquaviva, passaggio Azzola, buon taglio, riceve in post Prestini che segna 2 punti facili al tabellone. Ora Carlesso, Masocco per Pindalpos, libero a 3, non tira, la passa in post per Carlesso che prova lui a tirare e altri 2 punti per Carlesso che in questo momento sta trascinando in attacco la sua squadra, che è partita un po' sottotono rispetto ai primi 2 quarti.
Tanto Prestini prova la tripla, rimbalzo lungo controllato da Leone, che però non riesce a trovare la penetrazione, viene rubata palla. Brutto passaggio però di Pindalpos, che passa in mezzo tra Muner e Dantelli, nessuno dei due riesce a prenderla e palla persa per Pindalpos. Chiama concentrazione coach Volpato ai suoi ragazzi che non devono perderla, appunto. Tanto Leone sbaglia un tiro sulla linea quasi del tiro libero. In palla Ruckersanve, Antelli per Masocco, ancora Antelli, pick and roll con Carlesso, attacca Antelli, fuori per Pindalpos che prova la tripla, sbaglia la tripla Pindalpos, peccato perché era una buona azione del Ruckersanve. Acquaviva, passaggio per Leone, fuori per Prestini, in post per Scuratti, lasciato libero, lasciato troppo libero, sono persi i giocatori del Sanve. Azzola, il taglio di Azzola che segna 2 punti facili, libero da solo, da sotto. Meno 5 per Iseo. Intanto Pindalpos, altra tripla di Pindalpos e questa volta non la sbaglia il capitano, che riporta a più 8 il vantaggio del Sanve. Tiro di Acquaviva da 3 punti, anzi. Da 3 punti Silvan il tiro di Acquaviva. Attacca invece dalla parte opposta Masocco. Quando attacca è incontenibile, segna 2 punti. Buona difesa di Carlesso su Scuratti, non gli fa ricevere il pallone, lo riceve invece, scusate, palla persa da parte di Azzola, che ha provato il passaggio su Prestini, che si lamenta di un fallo, non gli viene fischiato, quindi palla persa. Iseo, Antelli, non trova un giocatore libero, passa adesso a Masocco. Carlesso, Antelli ancora, pick and roll con Carlesso, il tiro di Antelli da libero, sbaglia, peccato la tripla, rimbalzo di Scuratti. Allora Leone prova a ripartire, buona difesa di Antelli, fischiato il fallo ad Antelli, che anche questa volta è discutibile il fallo. Comunque rimessa dal laterale per Iseos con il primo fallo di Antelli. Leone 1 contro 1, fuori per Acquaviva che è libero da 3 punti, sbaglia questa volta da libero Acquaviva dopo che aveva segnato una buona tripla più difficile in precedenza. Si prepara un cambio nelle file della Ruckersanve, entrerà Buscaino. Tanto Masocco 1 contro 1 sul centro, Masocco subisce il fallo e il fallo è stato commesso da Scuratti, sarà rimessa dal fondo. Cambio anche per Iseo, entra Saresera, esce Leone e come precedenza avevamo detto entra Buscaino, esce Muner. Masocco consegnato ad Antelli, si accentra e riceve un blocco da Buscaino, nessuno marca Antelli e allora tranquillo tranquillo va a segnare 2 punti al tabellone Antelli, che cerca di rubare palla su Saresera, che la passa a Prestini che sbaglia il tiro
da liberissimo in mezzo angolo. Allora Sanve ne approfitta e vuole aumentare il proprio vantaggio, che si trova che in questo momento è di 9 punti. Allora Carlesso 1 contro 1, passaggio a Pindal Post, blocco di Carlesso per Pindal Post, il tiro da 3 punti e il fallo commesso da Azzola. Saranno 3 tiri liberi per Pindal Post. Cambio per Coach Volpato, è entrato Barbone, è uscito Masocco. Cambio anche per Iseo, entra Giorgi ed esce Scuratti. Primo tiro libero segno per Pindal Post, che ne ha altri 2 a disposizione. Segna il secondo, mi sbagliavo, non era da 3 il tiro, aveva il piede sulla linea, l'arbitro l'ha considerato da 2 punti. Da questa postazione non si vede benissimo, comunque 2 tiri liberi per Pindal Post segnati entrambi. Sul rimbalzo, fallo di Carlesso ai danni di Giorgi. Si lamenta Carlesso, i compagni e tutto il pubblico per un fallo fischiato ai danni di Carlesso, che era andato probabilmente. Si lamenta in questo momento anche Volpato. Carlesso, come dicevamo, aveva fatto un tagliafuori. Sembrava più che altro Giorgi ad essere andato addosso alle braccia di Carlesso, che le aveva allargate, sì, ma le aveva allargate per un tagliafuori in precedenza. Comunque l'arbitro ha visto cadere Giorgi, ha visto le braccia larghe di Carlesso e ha fischiato fallo. È stato proprio Giorgi che si trova contro Antelli, è facile, va a appoggiare il tabellone Giorgi, che è molto più fisico di Antelli. Più 9 Rucker Sanve, Pindal Post, 3 minuti e mezzo alla fine del terzo quarto. Ancora Buscaino per Antelli, che è libero a 3 punti, prova il tiro, sbaglia il rimbalzo però di Carlesso, che può ricominciare su Buscaino, e questa volta è libero lui, prova la tripla sbagliata, peccato, era molto libero Buscaino, recupera palla, va Saresani, fuori per Azzola, brutto passaggio di Prestini a Giorgi, che aveva provato un lob intercettato facilmente da Barbon, che riparte. Allora Carlesso per Barbon, Buscaino 1 contro 1 di Buscaino, fuori per Barbon, ancora per Buscaino, si gira Buscaino, il tiro sbagliato, rimbalzo ancora buono di Carlesso, che la passa a Pindal Post. Antelli, 9 secondi, Barbon prova lui la tripla, sbaglia anche lui, peccato, non sembra troppo in giornata Barbon dalla lunga distanza. Prestini fuori, buono per Azzola, buona difesa di Pindal Post, ma l'arbitro non lo premia e gli fischia un fallo. Saranno 2 tiri liberi perché loro questa va in bonus, e allora cambio, entra Rossetto che ha 4 falli, quindi deve stare attento a non commettere il quinto, ed esce Carlesso. Altro cambio per Volpato, esce Antelli e entra Tracchi. Sbaglia il primo tiro libero Azzola, si prepara a tirare il secondo, sbaglia anche il secondo, va al rimbalzo Tracchi, la butta addosso a Prestini e palla esce, sarà rimessa per la Sanve. Tracchi per Rossetto, ancora per Tracchi. Rossetto che è libero a 3 punti ma non se ne accorge, allora non tira. Passaggio a Barbon, Tracchi, Pindal Post, è libero lui invece da 3, corta però la palla, prova il rimbalzo Rossetto
che non riesce però a controllarla, prova a buttarsi per tenerla in campo, non ce la fa, rimessa per Iseo. Saresera porta su il pallone per Iseo, passaggio a Prestini, il post per Saresera, buon anticipo di Tracchi, può ripartire in contropiede, deve però rallentare, passaggio a Buscaino che va su, sbaglia Buscaino, peccato, una buona transizione per la Rucchersamve, non riesce però a concludere Buscaino, allora riparte Saresera per Giorgi, passaggio per Azzola, prova il tiro sbagliato, rimbalzo di Rossetto, allora Tracchi rallenta il gioco e chiama un passaggio per Rossetto consegnato a Pindal Post che si accentra, passaggio per Tracchi, pick and roll con Buscaino, arresto tiro di Tracchi e tripla di Tracchi che si sblocca in questa partita e segna la sua prima tripla in maglia bianco-nera. Prestini contro Rossetto, il tiro di Prestini lungo, rimbalzo di Pindal Post, 40 secondi alla fine del terzo quarto, attacca ancora Tracchi, 1 contro 1, passaggio per Buscaino, Calibro prova la tripla Buscaino, la tripla di Dabian Buscaino, 2 triple che spezzano in 2 la partita e portano sul più 15 le Rucchersamve a poco meno di 20 secondi alla fine del terzo quarto. Tanto fallo fischiato ai danni di Buscaino, saranno 2 tiri liberi per Giorgi. Time out chiamato da coach Volpato e anche doppio cambio per Iseo. Ultimi 23 secondi alla fine del terzo quarto, ricordiamo 2 tiri liberi per Giorgi, situazione più 15 per la Rucchersamve, 59-45. Fischi assordanti per i 2 tiri liberi di Giorgi da parte del Palace Rucchersamve. Non sembra sentire la pressione Giorgi che segna il primo tiro libero con scioltezza. Segna anche il secondo, 2 su 2. Ora ultima azione probabilmente del terzo quarto con Tracchi. Che aspetta fino all'ultimo e probabilmente si chiamerà un pick and roll con Buscaino che va adesso a 7 secondi, va adesso a pick and roll, passaggio per Muner che prova la tripla, Muner segna la tripla, Andrea Muner, anche lui si sblocca questa sera con una tripla che porta a più 16 il vantaggio della Rucchersamve, 62-46 e aspettiamo adesso gli ultimi 10 minuti della partita. Francesco Pindal Post. Ultimi 10 minuti da giocare. Ultimi 10 minuti di questa partita. Ricordiamo 62-46 il vantaggio per la Rucchersamve, palle in mano. Tracchi avanza col pallone, prova a attaccare l'1 contro 1 e subisce un buon fallo di Saresera che commette il secondo fallo personale. Fino al post per Tracchi, Pindal Post, ancora Tracchi, buon passaggio di Tracchi per Muner,
però la palla viene intercettata e palla al fondo, sarà rimessa dal fondo per Sanve. Manca però un secondo alla fine dei 24 a disposizione per l'azione. Vediamo cosa si inventerà. Un tiro veloce, probabilmente pin dal post. Rimessa, pin dal post, il tiro e segna pin dal post da 2 punti. Gran canestro di pin dal post allo scadere. Più 18 Rucker Sanve adesso. Buon anticipo di Muner che la passa a Tracchi. Ancora per Muner che va su, subisce il fallo e vadrà col tiro libero supplementare. Ottima azione tra i due, Muner e Tracchi, che vanno in contropiede insieme. Va a segnare Muner e sarà un tiro libero supplementare, più 20 Rucker Sanve. Sbaglia il tiro libero però Muner. Lo rimbalzo per Giorgi, palla avanti subito per il contrattacco. Non Crescini, scusate. Post per Giorgi, contropin dal post. Giorgi va su, segna 2 punti. Tabellone. Tracchi per Barbon. Buon passaggio in post per Buscaino, che attacca 1 contro 1 contro Giorgi. Fuori per Muner, pin dal post, blocco di Muner. Manca 5 secondi, Buscaino si arresta, il tiro da 3 punti di Damian Buscaino, che segna un'altra tripla e porta su più 11. Anche lui in giornata oggi. Buona partita di Buscaino, che subisce anche il fallo in attacco. Grande difesa di Buscaino, fallo commesso da Prestini e cambio per Iseo. Esce Giorgi ed entra Scuratti. Sarebbe da rivedere questo contatto tra Buscaino e Prestini. Comunque pin dal post, Tracchi, pick and roll con Andrea Muner, prova la tripla Tracchi, sbaglia, riparte Crescini, si arresta, passaggio, palla persa per Iseo, recupera Tracchi, riparte subito in contropiede, passaggio però fuori, pin dal post, che la ripassa Tracchi per organizzare la nuova azione di attacco. Doppio blocco di Muner fuori per Barbon, che si sblocca da 3 punti. Barbon liberissimo dall'angolo, altra tripla Rucker Sanve, più 24 Rucker Sanve. Fuori per la tripla Crescini, segna la tripla Crescini. Palla rubata di Scuratti ai danni di Barbon, prova a ripartire in contropiede ma sbaglia la tripla Iseo. Per il rimbalzo Tracchi, subisce a fallo commesso da Prestini. Fatto doppio cambio Rucker Sanve, escono pin dal post e Muner, entrano Rossetto e Masocco. Tracchi, Rossetto non si fida, dà il consegnato a Barbon, glielo dai questa volta a Tracchi.
prova l'1 contro 1. Passaggio a Barbon che prova la tripla, sbaglia Barbon la tripla, rimbalzo di Saresera che la passa in posta a Prestini che segna 2 punti. E time out, coach Volpato che non vuole perdere, non vuole far perdere la concentrazione ai suoi. Il risultato di più 19 per la Lucas Sanve, 72-53. Rientro in campo per gli ultimi 6 minuti e 40 secondi alla fine della partita. Sarà rimessa dal fondo dopo il canestro di Iseo per la Ruker Sanve. Si trova in vantaggio di 19 punti. Tracchi per Barbon, buon passaggio per superare la metà campo. Allora ritorna a ricevere palla Tracchi. C'è una serie di blocchi per liberare Barbon. Rossetto per Tracchi che attacca, se resta il tiro di Tracchi, sbaglia Tracchi, rimbalzo di Scuratti che riparte subito, vuole accelerare un po' le azioni. Iseo, buon intercetto di palla di Masocco e cambio, esce Tracchi e entra Antelli. Tanti applausi per Tracchi per la sua prestazione oggi. Saresera per Veronesi che attacca 1 contro 1, passaggio. Finita l'azione, 24 secondi. C'era talmente tanta confusione in palazzetto che non si è neanche sentito la sirena finché l'arbitro non si è accorto, l'ha fischiato con qualche secondo di ritardo. Cambio per Iseo, esce Scuratti, entra Giorgi. Antelli. Masocco per Buscaino in posta. Buon passaggio per Barbon che prova ad attaccare. Rossetto, la tripla di Rossetto, segna. Rossetto, la tripla. E più 22. Prestini, 1 contro 1 contro Rossetto. Prova il tiro, Prestini sbaglia, rimbalzo di Barbon. Ora Sanve deve solo controllare i 22 punti di vantaggio. Rossetto, Antelli. Con calma Antelli, 1 contro 1, arresto tiro da 2 punti, sbaglia, peccato, riparte Veronesi, non lo marca nessuno, però sbaglia da sotto Veronesi. Non è di certo serata neanche per Iseo, che sbaglia anche canestri abbastanza semplici. Rossetto per Antelli. Rossetto ancora da 3 punti, questa volta è completamente storta la palla. Rimbalzo di Giorgi. Crescini fuori per Veronesi che prova la tripla, segna Veronesi da 3 punti. Rossetto per Masocco, in post per Buscaino. Buono Buscaino, va su, subisce fallo, saranno 2 tiri liberi. Cambio per Iseo, entra Acquaviva, esce Saresera, per Lucarsan invece entra Muner ed esce Barbon. Segna il primo tiro libero Buscaino. Due su 2 per il numero 11 della squadra di casa, che esce tra gli applausi per lasciare il posto a Carlesso. Riceve il 5 da coach e compagni. Buona prestazione la sua questa sera.
Veronesi ancora una tripla, sbaglia questa volta Veronesi, rimbalzo di Carlesso, Antelli. Rossetto, fallo subito da Rossetto, commesso da Veronesi. Saranno 2 tiri liberi perché Iseo è in bonus. Per fortuna che c'è cosa. Segna il primo tiro libero Rossetto. Sbaglia invece il secondo, rimbalzo cercato da Carlesso, non riesce però a controllarla, allora sarà palla di Iseo. Veronesi. Crescini. Difficile credere in una rimonta per Iseo, non sembra neanche troppo convinta di provarci. Comunque Veronesi per la tripla di Crescini, segna la tripla, meno 19 per Iseo. Antelli, mancano 3 minuti alla fine, si preparano Pindalpos e Varaschin. Fallo antisportivo fischiato dall'arbitro. Saranno 2 tiri liberi più rimessa, palla in mano per Sanve. I 2 tiri liberi li tirerà Antelli. Cambio, escono Rossetto e Muner ed entrano, come detto, Pindalpos e Varaschin. Sbaglia il primo tiro libero Antelli. Segna il secondo. Sarà possesso per Sanve. Cambio anche per Iseo. Esce Prestini ed entra Dell'Aira. Ne è un tratto della partita. Antelli, 3 minuti alla fine della partita. Difesa aggressiva da parte di Iseo, non riesce però a recuperare palla. Ancora Antelli, 1 contro 1 di Antelli, viene stoppato, no, viene fischiato un fallo a Veronesi. Saranno altri 2 tiri liberi per Michele Antelli. Non finisce più io poi. Antelli sbaglia il primo tiro libero. Sbaglia anche il secondo, rimbalzo suo che sbaglia, rimbalzo del 22. E riparte Iseo dopo i 2 tiri liberi sbagliati da parte di Antelli, con Crescini che prova l'1 contro 1 fuori per la tripla di Veronesi. Sbaglia ancora Veronesi, prova un rimbalzo, ce la fa Dell'Aira, fuori per Crescini, la tripla anche di Crescini sbaglia, non riesce a segnare Iseo e allora Antelli con di nuovo tutta la calma gli consente il risultato. Avanza, la passa Varaschin, buon passaggio, stoppata però subita da Varaschin. Crescini 1 contro 1 contro Pindalpos, arresta il tiro di Crescini, stavolta segna 3 punti, meno 17. Ancora Antelli. Antelli, buon passaggio per Pindalpos, sotto a Varaschin, stavolta Varaschin non si fa sorprendere dall'arrivo dell'avversario, fa una finta e mette al tabellone 2 punti sui primi 2 punti della partita.
recupera palla Antelli, va in contropiede, prova il lancio lungo, Varaschin sbaglia, allora Crescini, fallo subito da Crescini da parte di Varaschin, sarà tiro libero supplementare. Segna il tiro libero supplementare Crescini. Meno 16. Pressing forte di Iseo. Buon passaggio di Varaschin per Carlesso, che la consegna a Masocco e la ripassa ad Antelli, che ricostruisce un'azione. Antelli prova ad attaccare, una serie di cambi di mani, uno contro uno di Antelli, fuori per Carlesso, uno contro uno di Carlesso, tiro di Carlesso, sbaglia Carlesso, prova a riprendersi il rimbalzo proprio lui, tira, subisce fallo. Sono 2 tiri liberi anche per lui a 1 minuto e 6 secondi alla fine della partita. Quarto fallo per il numero 20, area l'unità Andrea Carlesso, ancora 9. Buono il primo libero di Carlesso. Sbaglia invece il secondo Carlesso, rimbalzo di Giorgi. 60 secondi a fine partita. Ora prova la tripla Crescini, segna da lontanissimo, un po' troppo tardi però arrivano queste triple nel finale. Antelli, 1 contro 1, fuori per Varaschin, pinda il post, la tripla e segna. Un'altra tripla del capitano per coronare una serata perfetta o quasi per la Rucker Sanve, che si assicura di non arrivare ultima in classifica, importantissimo. Caso subisce un fallo Masocco, saranno 2 tiri liberi. Sbaglia il primo tiro libero Masocco, intanto è uscito Pindal Post per lasciare il posto per gli ultimi secondi a Barbon. Segna il secondo invece Masocco. 25 secondi a fine partita, più 20 Rucker Sanve. Saresera prova l'1 contro 1, va su, segna 2 punti. Carlesso per Antelli, quindi 13 secondi, ormai finita. Si ferma Antelli, applausi di tutto il palazzetto per tutto questo pubblico che è venuto a vedere questa partita importantissima e a sostenere la propria squadra. La Rucker Sanve non li ha traditi e va a vincere con il risultato di 86-70, una partita importantissima. E allora ci sarà l'ultima, va a più 4 su Iseo, che purtroppo è destinata a retrocedere in Serie C, e la Rucker Sanve si troverà all'ultima partita Orzinuovi, prima in classifica, che non ha nessun effetto però sulla classifica di San Venemiano, che quindi va ai play-out e accede ai play-out. In collaborazione con CESAF, linee elettriche e telefoniche e costruzioni edili.